consentito di approdare elementi di prova rilevanti. Alla luce delle dichiarazioni e delle spiegazioni che ci ha fornito Vinci Guerra, abbiamo potuto ricostruire come nel 2008, attraverso il pagamento di una somma complessiva di 50.000 euro, per ottenere dal gruppo di Acireale e Acicatena, gruppo collegato, un appoggio forte alle elezioni. E nel 2012, attraverso pure il pagamento di somme di denaro per ottenere questi voti, il Bicontra fosse stato eletto. Siccome, come vi dicevo, siamo andati a ritroso e non siamo intervenuti in tempo reale perché non avevamo gli elementi per farlo, molti elementi ci sfuggono, cioè non sappiamo quante per esempio sia stato comprato il voto del singolo elettore e come sia stato comprato. Sappiamo che il Nicotra si rivolge a un'organizzazione la cui mafiosità era conclamata, sapendo che questa organizzazione è in grado di assicurarli, per la pressione che sa esercitare nel territorio di controllo, assicurargli un pacchetto. Quindi senza scrupoli, e questa è la cosa che più ci preoccupa, perché è ovvio che vi rendete conto che qui si inquinano i risultati delle elezioni. Stiamo parlando adesso di elezioni vecchie, perché chi non ricopre a questi metodi rischia di essere penalizzato. E questo vi rendete conto come conoscere molto al gioco democratico. Dai conti che avete fatto